aspetti. Ora in onda Lega Liguria. Fabrizio, a te la linea. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Allora, il neogovernatore ligure Marco Bucci ha presentato la sua squadra, i nuovi assessori. Ci sono 2 assessori della Lega e un consigliere delegato sempre del Carroccio. Si tratta della riconferma di Alessandro Piana a vicepresidente della Regione Liguria, avrà anche la delega all'agricoltura, mentre l'altro assessore allo sviluppo economico è il savonese Paolo Ripamonti, molto conosciuto anche qui in radio perché ha fatto il senatore per la Lega per alcuni anni. Ma il consigliere delegato invece è Alessio Piana, il genovese Alessio Piana, che avrà le deleghe alla caccia e ad altri settori per il momento, sempre in attesa che il governo approvi il decreto per allargare il numero, aumentare il numero degli assessori da 7 a 9 come richiesto dal presidente della giunta regionale Marco Bucci. Il nostro primo ospite della mattinata è il sindaco di Valle Crosia Armando Biasi, che è risultato il primo dei non eletti nell'Imperiese con un notevole successo sul territorio, ha preso sostanzialmente circa 2500 voti e dovremo averlo già in linea. Ciao Armando, ci sei? Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Buongiorno a te e benvenuto per la prima volta qua nel nostro spazio Liguria a Radio Libertà. Allora, ho detto bene, circa 2500 preferenze, sono tantissime, sì, ancora detto correttamente su un progetto visionario del viceministro Rixi, che ha pensato di allargare a noi civici, ora ovviamente sono tesserato Lega, quella idea di poter fare un modello, diciamo, di amministrazione sia con la storia importante, identitaria della Lega, ma soprattutto apportare anche quel movimento di sindaci, di amministratori, perché ricordo, io sono anche vicepresidente della provincia, essendo un organo di secondo livello sono stato votato dai consiglieri, dagli assessori, dai sindaci della provincia di Imperia, quindi porto in dote quel voto moderato civico che ha consentito di portare la Lega, che 3 mesi fa alle regionali in provincia di Imperia aveva preso circa il 9,50% al 15%. Quindi sicuramente un modello politico che ha funzionato, che potrebbe essere anche esportabile su altri campi. Ecco, senti, un sindaco del territorio per il territorio in Regione Liguria. Allora, un bel impegno, una bella responsabilità, direi. Sicuramente è importante, quando si ricoprono dei ruoli, portare in dote la competenza e l'esperienza. Io sono da 29 anni che svolgo il ruolo di amministratore locale nel mio comune, sono stato eletto 3 volte sindaco, ma ho fatto tutta la partita da consigliere, assessore e anche vice sindaco. 7 esperienze in provincia, quindi credo che andare a svolgere un'attività e ricoprire un ruolo di così grande impegno mi preoccupa meno, avendo alle spalle questo bagaglio esperienziale e di competenze territoriali che sicuramente potranno essere di aiuto a tutto il gruppo della Lega. Ecco, senti, uno dei segreti della buona amministrazione, mi dicevi proprio ieri quando ci siamo sentiti per il collegamento di stamane, è quello dei bandi. Cioè il buon amministratore deve un po' andare a cercare, a trovarsi, e chiaramente con il supporto degli uffici, i bandi giusti da realizzare per il territorio, bandi non soltanto regionali ma anche quelli statali e quelli europei. Ecco, ci spieghi un po' questo tuo segreto, tra virgolette? Sì, diciamo che me la vanto un po', me la tiro. In 6 anni abbiamo vinto più di 90 bandi, sia bandi regionali, bandi comunitari, l'ultimo un bando del Ministero degli Interni. In realtà è lo studio, a creare intanto uno staff, perché non puoi fare nessun tipo di risultato di vittoria amministrativa se non c'è la condivisione con i funzionari. Quindi noi abbiamo da subito coinvolto un obiettivo comune, che era quello di riqualificare il comune di Valle Crosia, facendo sì che tutti, se vinciamo insieme.
Quindi in realtà quando c'era un bando lo studiavamo diciamo come gruppo operativo, politica, amministratori, dirigenti, e di lì lavoravamo andando a controllare i punteggi per rendere il miglior progetto che potesse essere valutato con positività sulla base delle norme e delle graduatorie diciamo vigenti. Ed è stata la grande scommessa. In un comune di 7.000 abitanti in 7 anni abbiamo ottenuto circa 21 milioni di euro. Che cosa ha permesso di fare? Di dare quel buon esempio come pubblico affinché il privato in prospettiva potesse prendere atto che Valle Crosia potesse essere il luogo giusto per investire, perché se noi come pubblico non diamo il buon esempio, il privato dice ma chi me la fa fare investire. Proprio notizia di ieri della Camera di Commercio, diciamo delle Camere di Commercio provinciali e regionali, Valle Crosia risulta la città col più alto numero di aperture commerciali rispetto alle chiusure, un più 10. Siamo primi in provincia di intere. Questo che è la sommatoria dell'ottenimento dei bandi, creare il bello, perché il bello chiama il bello. Quindi stiamo anche vedendo adesso anche un investimento imprenditoriale importante, perché siamo diventati credibili e efficienti. Beh, questo mi sembra un buon consiglio per tutti i nostri amministratori, amici leghisti che sono sul territorio come te, che lavorano come te tutti i giorni per i cittadini, diciamo la verità. Ecco, senti, volevo annunciare che martedì prossimo, appunto il 26 novembre, ci sarà il primo consiglio regionale, poi saranno ufficializzati dal punto di vista burocratico nuovi assessori e tra qualche settimana ti vedremo anche tu sui banchi dell'Assemblea legislativa della Liguria. Quindi ci rivediamo qua a Genova fra qualche settimana, ti auguriamo buona giornata, buon lavoro e ancora benvenuto qui su Radio Libertà e in Lega. Ciao Armando. Grazie, io sono onorato di poter poi interagire con voi, con i vostri radioascoltatori, perché credo che la corretta informazione e la trasparenza nel nostro agire quotidiano possa eventualmente, ce lo auguriamo, ritornare a far sì che i cittadini si affezionino alla buona politica. Benissimo, grazie ancora al nostro primo dei non eletti e puro consigliere regionale della Liguria, nonché sindaco di Valle Crosia, Armando Biasi. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che l'abbiamo citato prima, è il riconfermato consigliere regionale e vicepresidente in pectore della regione Liguria, Alessandro Piana, che non so se è in collegamento già da Imperia oppure da Genova. Sentiamo un attimino se riusciamo a sentire se c'è in linea Alessandro. Ciao Ale, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti, sì, buongiorno. Allora, ancora complimenti a te per il tuo successo elettorale e sul territorio, una Lega che è arrivata al 16%, mi sembra, nell'Imperiese. Sì, certo, intorno al 15%, con dei picchi nell'entroterra superiore al 30%, quindi devo dire che in molti comuni abbiamo fatto il primo partito in assoluto della provincia, però siamo andati bene anche su Savona, siamo andati bene in molte realtà del Genovese, quindi devo dire che tutto sommato abbiamo retto l'urto, anzi probabilmente anche la presenza di Salvini, il lavoro fatto dal nostro segretario Edoardo Rixi ha ripagato, soprattutto anche quello che abbiamo fatto come centrodestra sia a livello comunale che a livello regionale. Allora, tu sei stato riconfermato dal neogovernatore ligure Marco Bucci come assessore in giunta, mi sembra con la delega all'agricoltura, ma soprattutto anche come vicepresidente. È stato pesante, soprattutto nell'ultimo periodo, dopo il caso Toti, perché tu come vicepresidente sei diventato presidente facente funzione per tutti questi mesi. Sei soddisfatto di questa fiducia riconferma da parte di Bucci? Assolutamente sì, devo dire che il presidente Bucci, perché oggi è giusto chiamarlo presidente non più sindaco, ha fatto un ottimo lavoro, era l'unica persona forse in grado di poter far vincere il centrodestra in Liguria, perché diciamoci la verità, forse era la regione
più facili da vincere da parte della sinistra a questa tornata elettorale, eppure siamo riusciti a ribaltare un pronostico che ci dava perdente, quindi credo che gran parte del unito proprio alla caparbietà, all'efficienza amministrativa di Marco Bucci e soprattutto anche all'esserci presentati con le carte in regola, malgrado questi 6 mesi siano stati molto difficili, quindi mi sono stati attribuiti dei meriti che probabilmente magari sono anche eccessivi, però li incasso volentieri perché comunque diciamo che anche insieme agli altri colleghi di giunta, ma soprattutto anche al gruppo della Lega in regione, ci siamo comportati bene e abbiamo ben figurato. Diciamo che te lo meriti da tutti i punti di vista, ma l'altro punto di vista ne parliamo dopo. Volevo soltanto un accenno ad alcune deleghe che saranno passate a questa novità che il consigliere delegato Alessio Piana. Sono alcune delle tue deleghe che avevi, come è noto il presidente Bucci ha già annunciato che vorrebbe allargare la giunta da 7 a 9 assessori, si aspetta il decreto del governo in tal senso. Quali sono le deleghe che andranno ad Alessio Piana, Alessandro? Allora, le deleghe che andranno ad Alessio Piana saranno molto importanti. Intanto io ho ceduto volutamente, ma perché è molto bravo in merito, caccia e pesca sportiva. Poi ha tutto il settore della blue economy, dell'industria, dello sviluppo economico, quindi fondamentali per la nostra regione e che cubano molto sia in termini, diciamo così, di occupazione sia in termini di PIL prodotto. Poi c'è anche la logistica portuale, porti e quant'altro. Devo dire che sono deleghe importanti, mi auguro, viste anche le capacità, ma soprattutto la simpatia che ho io per Alessio, che possa al più presto, a seguito della riforma del governo, diventare assessore. Lo merita anche, diciamo così, la Lega genovese, perché poi sostanzialmente si è comportata bene a queste elezioni. Ecco, senti, cambiamo un attimino pagina e andiamo un po' sul tuo caso, tra virgolette, giudiziario, che non è stato un caso giudiziario, ma ti ha danneggiato con questa operazione che io ho definito sempre da linciaggio mediatico su una faccenda, su dei fatti che tu eri palesemente estraneo. Mi riferisco ai presunti festini a base di sesso e cocaina. C'è stata l'anno scorso questa inchiesta della Procura di Genova, sono stati coinvolti un architetto, un imprenditore genovese e una presunta escort. Insomma, nel provvedimento degli arresti di questi 2 genovesi era comparso il tuo nome e sostanzialmente si indicava che tu avresti partecipato a cose del tutto falsa, era una falsità sostanzialmente e però seppur da subito si era chiarito che tu non c'entravi assolutamente nulla, soltanto dopo un anno i magistrati genovesi hanno acclarato, diciamo ufficialmente con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che appunto tu eri del tutto estraneo ai fatti. Questo dopo la campagna elettorale molto pesante per te e dopo questo danno che hanno fatto in primis alla tua famiglia e poi anche alla tua carriera politica. Ecco, oggi sono usciti sui quotidiani, anche sul Corriere della Sera, un po' questa storia che ha veramente dell'incredibile e sarebbe stato giusto, diciamo, affermare da parte della magistratura genovese che tu non c'entravi nulla prima delle elezioni. Esatto, proprio così, ma io lo dico con certezza matematica, probabilmente se non ci fossero state le elezioni la posizione si sarebbe chiarita, l'indagine sarebbe chiusa prima, anche perché tutto sommato era già chiusa, però diciamo che sono cose che capitano, uno non se l'aspetta mai perché non è giusto, non è corretto, credo, fare indagini di questo tipo con questa facilità e andare a compromettere quelli che sono gli equilibri familiari, perché poi si colpisce una persona nei sentimenti, negli affetti familiari. Fosse soltanto un discorso di sfera politica, sappiamo stare anche al gioco e lo facciamo, diciamo così, in maniera sempre rispettosa. Ciò non toglie che ho sempre rispettato la magistratura perché, ripeto, nella magistratura ci sono stati dei veri e propri
eroi, e ancora oggi ci sono persone che per la sicurezza di tutti noi rischiano la vita. Purtroppo ci sono ancora troppi magistrati politicizzati, ci sono troppe dinamiche particolari che non sono chiare ai più. Ecco. Mi spiace che in campagna elettorale abbia dovuto subire ulteriormente da parte dei soliti imbecilli dei social le solite battute, le solite scritte, le solite accuse palesi, ma questa è la società moderna, questi sono il mondo dei social e probabilmente fa anche gioco a una certa parte di magistratura questo sistema che si è venuto a creare negli ultimi anni, dove basta sbattere il mostro in prima linea per consentire quel linciaggio mediatico che colpisce e prova anche, umanamente le persone. Devo dire che io non ne ho mai fatto un alibi, ho continuato a lavorare, come avrai visto anche tu, in Regione Liguria con serietà, con serenità d'animo, portando a casa molti risultati importanti. Ripeto, però ogni tanto il pensiero andava alla mia famiglia, io personalmente posso anche fregarmene, lo dico con assoluta sincerità, però quando ci sono di mezzo gli effetti familiari è un po' diverso. Ecco, questo non me lo sarei mai aspettato, anche perché ho chiarito fin da subito la mia posizione e bastava veramente un nulla per evitare un anno di esposizione mediatica eccessiva. Ecco, diciamo che ora finalmente è la fine di un incubo e se ce lo vuoi dire, insomma, cosa farai adesso? Definirlo incubo no, perché sarebbe dare troppa importanza a certe persone. Ecco, non voglio dare tutta questa importanza, perché se capiscono che magari buttano le persone in veri e propri incubi, magari ci vanno la prossima volta, sono tentati a riprovarci. Ecco, no, definire un incubo no, però una situazione molto fastidiosa. Poi sappiamo bene che le questioni pruriginose dal punto di vista mediatico sono quelle che più destano curiosità, che più destano attenzione da parte dell'opinione pubblica, quindi ci sta anche tutta la macchina del fango, ma mi verrebbe da definirla in un'altra maniera, ma siamo in radio e voglio essere educato. Ma sai, Alessandro, io adesso ho detto così in amicizia perché dobbiamo dire anche ai nostri radioascoltatori che io ho lavorato con Alessandro, persona molto seria e competente. Devo dire, mi sono chiesto, ma se fosse successo a me o se fosse successo a qualsiasi altro mio amico o a qualsiasi altro nostro radioascoltatore o cittadino italiano, veramente è una cosa veramente incredibile che ti è successa. Mi dispiace moltissimo, mi fa piacere che sia finita seppur con questo enorme ritardo e ti faccio veramente tanti auguri di buon lavoro come vicepresidente della Regione Liguria. Ciao Ale, grazie. Anche io vi ringrazio, vi saluto e vi faccio complimenti per l'importante lavoro che svolgete ogni giorno. Grazie ancora. Ti ringrazio, grazie ancora al nostro vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana. Adesso passiamo al terzo ospite, abbiamo ancora qualche minuto di tempo nel nostro spazio Liguria, che è il neo assessore che è stato annunciato proprio la scorsa settimana, leghista di Regione Liguria allo sviluppo economico, Paolo Ripamonti da Savona. Speriamo che sia in linea. No, Fabrizio, mi dà occupato, lo sto provando a richiamare. Allora, attendiamo un attimino, sentiamo se Paolo Ripamonti riesce un attimino a essere con noi qui su Radio Libertà. Nel frattempo volevo ricordare che la nuova seduta del Consiglio regionale è prevista in programma martedì 26 novembre, martedì prossimo, e c'è stato appunto l'annuncio, ripeto, dei nuovi assessori della nuova squadra. Per la Lega c'è appunto Paolo Ripamonti, che speriamo si liberi al più presto, la riconferma del nostro vicepresidente e assessore Alessandro Piana, e poi c'è la novità del consigliere delegato Alessio Piana, che è appunto un genovese e anche lui è stato rieletto consigliere regionale, quindi un ottimo successo anche per lui. Chiedo alla regia se siamo riusciti. Ecco, lo sto per collegare, qualche secondo.
Ecco, allora un secondo ancora e sentiamo se Paolo da Savona è in linea, dovrebbe essere nel savonese. Ciao Paolo, ci sei? La presenza di questa persona qui. Sì, è in linea, è in linea. È in linea? Ciao Paolo, buongiorno, ci sei? Eccomi, buongiorno, come state? Allora, buongiorno al nostro nuovo assessore di Regione Liguria, Paolo Ripamonti, nonché ex senatore della Repubblica, molto conosciuto qua in radio. Dove ti trovi in questo momento, Paolo? Sei a Savona? Guarda, sì, in questo momento sono a Savona perché, come tu sai, sono anche vicecommissario delle funivie di Savona, che è insomma quella tratta funivia del trasporto delle merci tra il porto di Savona e l'entroterra, e mi sto occupando diciamo di questo tema con grande passione, lo faccio, quindi l'ho fatto anche in Senato e quindi oggi sono qui attivamente sul campo, diciamo, sono in azienda per capirci. Allora, io conosco Paolo da diversi anni, so che è un uomo del territorio, lavora per il territorio, proprio un savonese doc, però dovrai stavolta lavorare anche per l'intera regione Liguria, lo dico da genovese, perché c'è un po' di rivalità tra Genova e Savona, diciamolo pure francamente. Vabbè, insomma, ci avete sotterrato il porto, quindi cosa vuoi di più? Così cosa ci dovete ancora fare da genovese? Allora, il tuo primo impegno in assessorato quale sarà, Paolo? Ma guarda, i temi di cui mi devo occupare sono tutti molto rilevanti, sono tutti molto importanti. Mi è sempre stato a cuore molto il tema dell'area di crisi complessa, come tu sai, perché la parte, diciamo, questo territorio, in modo particolare il territorio di Savona, aveva perso negli anni più di 5.000 posti di lavoro. Quindi il tema del lavoro, dell'occupazione, della salvaguardia della sostenibilità delle nostre aziende, intese ovviamente non come quelle di Savona, ma quelle di tutta la nostra regione, è una priorità. E quindi diciamo che inizierei da quello che combacia di fatto con le parti delle avvertenze sindacali, quindi l'obiettivo di non perdere neanche un posto di lavoro. Certo, è un obiettivo molto, posso dire, molto impegnativo, ma insomma se non ci mettiamo neanche quello, insomma, direi che cambiamo mestiere. Senti, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, ma ovviamente avremo occasione di risentirci con te nelle prossime settimane. Allora, qua a Genova c'è un bellissimo sole, un po' di mareggiata ancora. Lì a Savona com'è? Tanto per dire ai nostri radioascoltatori che vorranno venire in Riviera il prossimo weekend. Guarda, possono venire assolutamente, c'è un bellissimo sole, c'è un cielo terso. Questa mattina l'aria era un po' fresca, ma adesso si sta veramente molto bene. Credo che chi può passare un po' di tempo nella nostra splendida regione e magari ha la voglia di fare due passi, diciamo, sulla costa, credo potrà anche prendersi un caffè, diciamo, nei bar della spiaggia, godendosi, diciamo, questi raggi di sole molto, come posso dire, confortanti. Siamo a fine novembre, si può ancora fare, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Paolo. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie ancora al nostro assessore regionale Paolo Ripamonti da Savona, e da Genova, dalla Liguria per il momento è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.